Il caldo torrido non dà tregua ai veneti, la temperatura percepita a causa dell'umidità ha toccato i 45 gradi. In tutti i capoluoghi di provincia superati tranquillamente i 30 nominali, con in testa Treviso 36 gradi, quindi Venezia, Padova, Vicenza, Rovigo e Verona 35. Ma la colonnina ha superato i 30 gradi anche in molte località montane del Bellunese, 31,5 a Santo Stefano di Cadore, 33 ad Agordo e 34 nel capoluogo. Secondo l'ARPAV, l'anticiclone subtropicale africano continuerà a farsi sentire almeno fino a metà della prossima settimana. Perciò aspettiamoci ancora giornate con temperature molto sopra la media, dai 7 ai 10 gradi, e afa in pianura e nelle valli. L'alta pressione è data in temporaneo indebolimento tra domenica e lunedì. A casa, rientra a casa presto, quindi aria condizionata e basta. Non usciamo nelle ore caldissime, adesso è stata un'eccezione, però comunque andiamo a casa subito. Siamo della provincia di Como, sul lago di Como. Siete abituati a questi climi? La situazione è la stessa, anche peggio, 40, 41. Vanno via molto i gelati alla frutta e le granite, perché danno proprio quel senso di fresco. Io penso che il sollievo grande lo dia l'aria condizionata. Per chi passeggia invece il gelato. Gli utenti dell'autostrada A4 incolonnati ai caselli di Latisana e San Donà e alla barriera di Trieste e Lisert si sono dovuti accontentare dell'acqua fresca, meglio di niente, offertagli sotto il sole rovente dagli addetti di Autovie Venete. Sabato di primo grande esodo estivo verso le spiagge venete, friulane e di oltreconfine. 20.000 le bottiglie d'acqua stoccate nei depositi di Venezia, Cessalto e Palmanova, pronte per essere distribuite con gli appositi camion frigo.